Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Presidente Marco Chiozotto, sta per iniziare una nuova stagione sportiva. Per quanto riguarda la prima squadra, quali sono gli auspici? Allora, noi affrontiamo questa stagione consci che sarà una stagione molto difficile perché le nostre avversarie si sono tutte attrezzate in maniera importante. Cercheremo di dare il massimo per portare più possibile buoni risultati a Mestre, cercando di arrivare il più in alto possibile. L'anno scorso si è concluso con una promozione, quest'anno invece vi siete posti degli obiettivi specifici? No, cerchiamo di far bene perché ho visto che avere troppe aspettative magari talvolta si resta un po' bruciati, ci si scotta, allora cerco di avere buone speranze, buone aspettative e cerchiamo di dare il massimo, speriamo, io vorrei almeno entrare nei playoff. Ecco. Quali sono state le principali conferme e quali invece i principali cambiamenti per quanto riguarda sempre la squadra che giocherà in Serie A2 Elite? Allora abbiamo tenuto il nostro zoccolo duro di ragazzi italiani nostri, dove Michele Bordigno è diventato il nostro nuovo capitano e poi abbiamo su richiesta del mister avuto una rosa, abbiamo ridotto i numeri della rosa, abbiamo una rosa corta dove abbiamo cercato di inserire 3-4 pedine fondamentali, tra cui il portiere marchesano, i 3 stranieri Murga, Bebettigno e Pires e Nicolò Vailati indietro come back che possa dare cambio a Bordignone. Parlando invece del settore giovanile, la cosiddetta cantera, che cosa ci puoi dire? Allora i numeri stanno crescendo in maniera esponenziale, siamo arrivati già con l'Academy a 100 bambini e poi abbiamo tutte le categorie, dall'Under 13, l'Under 15, l'Under 17, l'Under 19 e speriamo appunto che oltre ai numeri vengano anche i risultati perché poi sappiamo che dalle giovanili che arrivano i giocatori per la prima squadra, speriamo appunto che in questo aumento di numeri che abbiamo possiamo trovare anche ragazzi di qualità. Infatti diciamo che già una prova ne abbiamo con Bergamo che l'anno scorso era in Under 17, è stato aggregato alla prima squadra entrando nell'Under 19 e abbiamo molte aspettative su di lui. Un messaggio che vuoi dare ai tifosi aranciονeri? Allora, tanto ne approfitto della tua gentilezza per mostrare in anteprima la nuova maglia del decennale dove abbiamo... Posso dire che noi abbiamo bisogno dei nostri tifosi perché abbiamo avuto la dimostrazione che quando loro ci hanno sostenuto siamo arrivati in alto. Ecco, io chiedo la partecipazione in massa al Franchetti dei tifosi del Mestre. Francesco Semenzato, responsabile dell'Academy del Città di Mestre Calcio a 5. Quest'anno ha detto il presidente Chiozotto che sono aumentati esponenzialmente i numeri per quanto riguarda il settore giovanile. Sì, siamo contenti perché i bambini sono tanti, sono proprio tanti di più rispetto all'anno scorso e anche nelle under stiamo consolidando i numeri, quindi il lavoro che abbiamo iniziato 3 anni fa è sicuramente positivo perché sfonderemo quota 100 bambini. Se consideriamo che 2 anni fa abbiamo iniziato con una trentina, insomma il numero, l'evoluzione è importante e soprattutto riusciamo per il primo anno a inserire in tutte le categorie giovanili un professionista assieme all'allenatore per lavorare con i ragazzi, quindi andiamo proprio a lavorare di fino già dalle prime categorie. In particolare questo nuovo aspetto che cosa andrà ad offrire? Qual è qualcosa in più che andrete a dare ai bambini del Città di Mestre? Allora sicuramente l'esperienza di chi vive lo sport come lavoro e quindi parliamo di tecnica individuale, di capacità, di propedeuticità a prepararsi a affrontare questa disciplina perché i bambini quando arrivano sono abituati a giocare a calcio, a vedere il calcio a 5 è una disciplina che ha alcune cose molto simili ma alcune molto diverse e avere un professionista che lavora con loro ci permette già da quando sono piccolini di fare un percorso orientato verso il calcio a 5. Obiettivi per quest'anno per quanto riguarda le varie categorie dei più piccoli, diciamo così? Allora sicuramente consolidare il lavoro e cominciare a toglierci anche qualche soddisfazione con qualche squadra
un po' più competitiva, diciamo, comunque qualche piazzamento un po' più nobile, però soprattutto consolidare il lavoro che stiamo facendo non solo con i professionisti, ma con una motricista che lavora quindi a livello coordinativo, con uno psicologo che è a disposizione dello staff tecnico e dei giocatori per eventuali problematiche, quindi consolidare definitivamente questo percorso che abbiamo iniziato 3 anni fa. Siamo con Filippo Catuzzato della Green Project Agency. Lei ha deciso di sponsorizzare anche quest'anno il Città di Mestre, o meglio il Green Project Agency Città di Mestre Calcio a 5. Che cosa l'ha spinta a rinnovare questo impegno? Beh, diciamo che siamo giunti al 3° anno di sponsorizzazione. Lo abbiamo fatto con piacere perché in questi 2 anni e mezzo abbiamo scoperto, oltre che a una squadra che ha dei valori che riguardano lo sport, che riguardano l'educazione dei bambini e quindi l'educazione allo sport, abbiamo trovato anche un vero gruppo di amici, quindi persone che si sono rese molto disponibili a collaborare con noi, con cui abbiamo stretto anche una buona partnership. E quindi noi abbiamo deciso di continuare questa avventura insieme a loro. Quali sono gli aspetti in comune che avete voi come Green Project Agency e il Città di Mestre, ecco, guardando i vostri valori, le vostre colonne portanti? Beh, diciamo, noi abbiamo un approccio green sostanzialmente. Siamo un'agenzia che si occupa di efficientamento energetico, quindi un occhio al futuro delle nuove generazioni. Quindi riteniamo che tutti quelli che nel territorio si occupano per far crescere meglio e in salute i nostri concittadini siano soggetti meritevoli di attenzione. Il calcio mestre è una di queste realtà, il mestre calcio a 5. Quindi questo è il motivo che sostanzialmente queste sono le cose che ci accomunano, un po' l'essere presenti nel territorio e occuparsi di tematiche che riguardano un po' la socialità anche.